Eccoci, siamo insieme a voi con Anteprima Corner, orario insolito, solitamente ci ritroviamo alle 14:30 del pomeriggio, oggi siamo in serale. Con me e fra poco comunque ci rivediamo con Corner, intanto c'è Anteprima Corner. Allora Alessandro, bentrovati. Ben trovato e bentornato ad Anteprima Corner, analizziamo subito la partita, ma prima ancora vediamo il quadro dei risultati di questo turno infrasettimanale nel campionato di Lega Pro. Il girone è quello meridionale, turno che si è giocato per intero. Dunque vediamo insieme i risultati: Altamura Latina 1-0, stesso risultato per Cavese Monopoli e per Sorrento Giuliano, e poi ancora il Trapani sconfitto in casa dal Benevento 5-0, che dunque allunga. Atalanta Under 23 Potenza 2-2, stesso risultato, Casertana Crotone 2-2. Catania fermato 0-0 in casa dalla Cerignola, che ha portato via insomma un bel po' di punti al Catania in questo campionato. Cosenza Siracusa 1-0, il Foggia è stato battuto dal Picerno proprio in casa per 2-1, la Salernitana invece ha regolato 3-0 il Casarano. Vediamo alla fine di questo turno com'è la classifica. Il Benevento ha 60 punti, il Catania a 52, ha una partita in meno, potenzialmente potrebbe arrivare a 55. La Salernitana 49 punti, poi Cosenza 43, assieme alla Casertana, 41 punti per il Crotone, 39 Cerignola, Monopoli 37, Altamura 36, Casarano 33, qui si chiude la zona dei playoff. Il Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta Under 23, Cavese Latina 27, ripiombiamo adesso in una zona particolare e calda, che è quella dei play-out. Picerno 26, Trapani 25, Siracusa e Foggia 22, chiude il Giuliano 21, ma sul Siracusa pende la spada di Damocle della penalizzazione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Alessandro, cominciamo a parlare di Catania, un Catania che non ha superato, diciamo, ancora la sconfitta subita contro il Sorrento, anche contro il Cerignola in casa ha faticato parecchio. Beh, quando tu nell'arco di una stagione perdi 5 punti col Sorrento e 4 col Cerignola tra andata e ritorno, capisci bene che non hai le stimmate per fare la capolista e metterti davanti alle altre. Cioè 9 punti tra andata e ritorno lasciati tra Sorrento e Cerignola ci dicono che insomma, è un dato inquietante e che conferma come questa squadra stia accusando un periodo di flessione e anche di involuzione, perché le avvisaglie della sconfitta di Sorrento, che avevamo subito detto, Angelo, che non era una sconfitta qualsiasi, era una sconfitta che aveva un peso specifico non indifferente, perché maturata con una prestazione molto molto negativa da parte del Catania, e i fatti ci dicono che la partita di ieri è figlia della partita di Sorrento, di Potenza contro il Sorrento, perché la squadra evidentemente ancora ha la testa pesante, la squadra non riesce a sviluppare un gioco efficace, molti passaggi in orizzontale, appoggio sull'esterno, preferibilmente su Donnarumma, su Casasola, tanti cross che poi non hanno rispondenza all'interno dell'area di rigore, perché evidentemente è una squadra che non ha fluidità, non ha velocità in questo momento e non riesce a riempire l'area con possibilità concrete di fare gol. Sarà un caso, ma ieri non abbiamo visto un tiro in porta di Forte, un tiro in porta di Caturano, un tiro in porta di Rolfini. Cioè, tutti gli attaccanti che Toscano ha utilizzato nel corso della partita non sono stati messi nelle condizioni di battere a rete da attaccanti. Quindi è evidente che c'è proprio un problema in questo momento strutturale sul sviluppo del gioco. Ma Alessandro, questa squadra molto spesso abbiamo visto, anche durante la stessa partita, assume atteggiamenti diversi. Nell'ultimo segmento di stagione ha trovato qualche difficoltà in più, non ha creato tantissime occasioni da gol, e quando le ha create, come dicevi tu, non l'ha fatto con i suoi attaccanti, perché verticalizza raramente, il fondocampo non viene trovato in maniera, diciamo, continua, e si ferma sulla tre quarti campo degli avversari.
con un giro palla che è poi, diciamo, un po' sterile. Le giocate sono sempre personali. Qui stiamo vedendo ad esempio Lunetta che ha fatto una giocata, ha dato il pallone all'indietro, però sono semplicemente delle cose estemporanee che sono frutto, diciamo, della giocata del singolo. E Catania poi di singoli forti ne ha tanti. Certo, però tu mi insegni che in un collettivo che esprime un gioco fluido l'individualità spicca ancora di più, viceversa l'individualità si confonde nel mucchio. E torniamo anche alle scelte di inizio partita, perché possiamo dirlo tranquillamente, il Catania ha regalato il primo tempo al Cerignola. È stato un primo tempo al piccolo trotto con qualche situazione estemporanea. Ricordiamoci che il Cerignola veniva da un impegno di campionato venerdì sera, ha rigiocato ieri, il Catania veniva da 10 giorni tra virgolette di inattività con partite ufficiali, quindi si poteva immaginare che l'avvio del Catania da un punto di vista dell'intensità potesse mettere in grossa difficoltà il Cerignola. Questo non l'abbiamo visto, ma non l'abbiamo visto secondo me anche perché le scelte di formazione non sono state intrise di coraggio. Perché quando tu scegli comunque di rinunziare dal primo minuto a Lunetta, a Bruzzaniti, a Rolfini, a Caturano, è chiaro che stai facendo un tipo di partita sullo sviluppo del secondo tempo quando pensi che magari l'avversario calerà per aver avuto l'impegno ravvicinato e tu magari sull'intensità, sulla freschezza del secondo tempo puoi avere ragione l'avversario, ma il problema è che non sempre questo discorso ti può riuscire. Ti voglio chiedere anche un altro aspetto. Catania fatica moltissimo nella organizzazione del gioco. Ma siamo a febbraio, Angelo. Sì, è arrivato nel mercato di gennaio, qualcuno potrebbe dire di noia, però non è certamente il giocatore che serviva al Catania, perché è vero, Catania ha perso il suo play di metà campo, però bisognava forse trovare qualcosa di diverso. Catania ha dei buonissimi incontristi, ha dei giocatori che riescono a bloccare l'azione avversaria, però nella fase di organizzazione, se non arriva uno, faccio un esempio come Jimenez che va a prendere il pallone in mezzo al campo, se non arriva un Lunetta che arriva arretra di 30 metri rispetto a quello che dovrebbe essere poi il suo ruolo, non c'è, non funziona, non ha questa visione, e proprio per questo ieri sono state due verticalizzazioni soltanto. Sì, però Angelo, discorso di Di Noia, un conto che tu lo fai partire all'inizio e quindi imposti una partita più di verticalizzazione, più di palleggio rapido, e Di Noia ha queste caratteristiche, un conto è che tu lo metti in una fase della partita dove già sei infilato dentro l'imbuto. Quindi qualsiasi giocatore che subentra con una situazione tattica già abbastanza cristallizzata fai più fatica, quindi anche sulle scelte di formazione a centrocampo possiamo discutere, perché l'avevamo detto anche insomma, nella puntata di lunedì, c'erano dei ballottaggi e uno di questi riguardava Corbario Di Noia. Corbario ha fatto molto male. L'altra cosa è presa ammonizione, non ci sarà contro i Siracusa. Ha fatto molto male e quindi anche lì la scelta di inizio gara poteva essere diversa e dare un imprinting diverso alla partita, perché, ripeto, Di Noia ha caratteristiche più di ragionatore, più di verticalizzatore che Corbari non ha. Quindi anche lì dico, sono scelte come si prepara la partita, diciamo. È ovvio che poi se tu fai delle valutazioni a posteriori, ovviamente lo stiamo dicendo, ma se fai delle valutazioni sbagliate sulla formazione poi sei costretto a inseguire degli errori, cosa avevamo già visto a Sorrento. Allora facciamo contro così, il Sorrento. Sentiamo cosa ha detto intanto Toscano al termine della partita e poi abbiamo anche una grafica che abbiamo preparato sulla partita di ieri. Dobbiamo guardare il nostro percorso, prepararci alla partita di Siracusa, cercando di migliorare quelle cose che possiamo migliorare, perché c'è ancora da migliorare qualcosa, non guardare nella classifica nei risultati degli altri, perché ti portano via solo energie, quindi devi pensare al tuo percorso partita dopo partita. Cercare di fare più vittorie possibili. Momento negativo non direi, di risultato sì,
ripeto, oggi la prestazione la squadra l'ha fatta, a differenza del giorno d'andata che dopo Cosenza col Sorrento abbiamo fatto poco per vincere la gara. Oggi la squadra contro un avversario forte ha fatto la prestazione. Il rammarico è il risultato, il fatto che nelle situazioni pericolose che abbiamo create, ma 5, 6, 7, non siamo riusciti a portare a casa una vittoria che meritavamo sicuramente. Noi dobbiamo guardare a noi dobbiamo fare più vittorie possibili e vedere cosa succede alla fine. Tutto è possibile, ci ho tanti punti ancora a disposizione. Allora, i punti è vero, sono tanti a disposizione, ma c'è chi davanti a te ne ha di più di punti. E gioca molto meglio. E quindi voglio dire, le considerazioni per quanto il Catania possa vincere le 13 partite che restano, se no, perché il Catania ha una partita da recuperare, probabilmente potrebbe non riuscire, diciamo, ad agganciare. Qualche settimana fa, Angelo, Audace Cerignola 0, Benevento 4 a Cerignola. Beh, non voglio aggiungere altro. Vediamo la grafica che abbiamo preparato su questa partita, c'è una grafica particolare, noi solitamente ci dedichiamo al top, ma oggi però purtroppo anche questa settimana abbiamo un flop come è stato a Sorrento, un giocatore che abbiamo citato poc'anzi, Andrea Corbari, che ha messo insieme in questa stagione 24 presenze con un gol e 0 assist, un dato in netta controtendenza, in negativo rispetto a quello che il centrocampista originario di Cremona aveva fatto l'anno scorso con la maglia della Virtus Entella, con cui ha vinto il campionato di Serie C con 5 gol in 36 presenze. Il dubbio, Angelo, è che sia una mezzala di un centrocampo a 3. Come centrocampista di un centrocampo a 2 non è esattamente il suo pane. Una riflessione sul centrocampo del Catania. D'accordo, non avrà il play come abbiamo detto, ma questo Catania, quando non ha lì in mezzo Di Tacchio, nelle migliori condizioni, diciamo che perde moltissimo. Anche in termini di leadership, in termini proprio di carisma, di punto di riferimento, di carica, perché chiaramente ci sono le fasi della partita dove ci sono i senatori cosiddetti che vanno e danno l'imprinting al resto della squadra. Sicuramente in questo il Catania ha perso parecchio, perché Di Tacchio ha caratteristiche tra i centrocampisti uniche e insostituibili. Allora Alessandro, grazie, non ti allontanare troppo perché noi alle 20:45 mi mangio un panino e ci vediamo fra poco. 20:45 torniamo con Corner, puntata tutta dedicata al Catania come sempre. Facciamo una breve sosta e poi andremo in Serie B con Marco Gullà per parlare del Palermo. E come annunciato, adesso la Serie B con Marco Gullà, il Palermo che ha strappato un importante punto sul campo della Sampdoria. È un rocambolesco 3-3 con la squadra di Inzaghi che ha recuperato tantissimi gol, 2 per essere precisi. E però non è facile su un campo come quello della Samp, che si è rigenerata dopo la campagna trasferimenti di gennaio. Allora, do il benvenuto anche a Marco Gullà. Ben trovato Marco, ad Anteprima Corner. Allora, cosa possiamo dire di questa partita, di questo pareggio? Un pareggio che in qualche modo allunga la striscia positiva certamente del Palermo, ma forse una vittoria, visto il risultato anche del Venezia, sarebbe stato il top. Sì, la sconfitta del Venezia con il Modena. Certo, la vittoria sarebbe stata un toccasana, è stata un'altalena di emozioni la partita di ieri, un up and down davvero di gol, di occasioni, una partita memorabile, anche perché comunque un 3-3 è raro vederlo in Serie B. Dobbiamo sicuramente evidenziare il carattere del Palermo, che nonostante lo svantaggio di 2 gol, quindi 3-1 per la Sampdoria, è riuscito a riprenderla con la rete di Augello e la rete poi finale di Ceccaroni. Però dall'altro lato è ovvio che il Palermo doveva certamente fare ancora di più per approfittare della sconfitta del Venezia in casa con il Modena e avvicinarsi quindi anche in questo caso. Vediamo la classifica, guarda, la regia è puntuale, ce la fa vedere. Il Venezia ferma 50, Monza 47, Frosinone 46, Palermo 45 punti. Adesso appena 2 punti, diciamo così, dal secondo posto, ma sono 5 adesso le lunghezze dal primo posto. Insomma, un Palermo che, certo, 2 punti in più oggi avrebbero fatto comodo, no?
Certo, però Angelo non è facile, soprattutto vincere in un campo come quello della Sampdoria, che al di là di questa classifica, lo vediamo a 26 punti, è una squadra di qualità. Ieri ha segnato Pierini, ha Brunori, ha comunque adesso anche raddrizzato il centrocampo, quindi è una squadra temibile. Io credo che addirittura alla lunga la Sampdoria potrà rientrare nell'otto delle squadre che poi faranno i playoff. Quindi è stata una partita assolutamente insidiosa per il Palermo, e devo anche aggiungere che l'arbitraggio non è stato dei migliori. Gli arbitri continuano a sbagliare, ce ne rendiamo conto dal fatto che in ogni gara praticamente almeno una volta, due volte vanno a fare revisione VAR, e poi quanti check ci sono? Tutti errori degli arbitri. Ieri l'arbitro ha sbagliato in diverse occasioni, ha sbagliato nel primo gol che è stato annullato a Pierozzi, ha sbagliato anche nel pareggio della Sampdoria perché c'era stato fallo su Magnani, e ha sbagliato anche alla fine perché probabilmente ci poteva anche stare un calcio di rigore per il Palermo. Dall'altro lato diciamo che comunque il Palermo doveva fare di più, come ho detto all'inizio, soprattutto essere più attento in difesa, perché la difesa continua a essere il punto di forza di questa squadra, ma dobbiamo dire anche che in 2 gare il Palermo ha subito 5 gol, c'è quindi qualcosa che inizia a scricchiolare, soprattutto Inzaghi deve iniziare a lavorare meglio anche su questo aspetto. Sentiamolo Inzaghi, Certo Marco, sentiamolo Inzaghi e poi dopo ci concentriamo su quello che è il prossimo impegno e andiamo a chiudere questo segmento di trasmissione. La Sampdoria è cambiata profondamente, adesso è una squadra tosta e recuperare 2 gol in questo stadio sotto quella curva vuol dire che la squadra ha un'anima, carattere. Chiaro, potevamo far meglio sui gol che abbiamo preso, però siamo umani e oggi non siamo stati perfetti come sempre, però poi mi tengo la grande reazione da squadra vera con carattere. Teniamoci questo punto che sarà molto importante, diamo seguito ai nostri risultati. Adesso sabato speriamo in uno stadio pieno che ci consenta di ottenere 3 punti, perché chiuderemo secondo me una grande settimana. Una grande settimana, dice Inzaghi, e vedremo un po' come andrà questa partita di sabato. Sì, sarà Palermo-Entella, una partita comunque anche in questo caso insidiosa, perché l'Entella ieri ha vinto contro il Cesena, ha fatto una gran bella partita, e quindi l'Entella non è che sia l'ultima arrivata, è una squadra che in Serie B sta facendo un buon campionato, certo per le aspettative che aveva, quindi attenzione, non è una partita assolutamente agevole. Il Palermo deve comunque continuare a fare il risultato, deve continuare a vincere, deve continuare a fare punti e sperare ovviamente che lì davanti qualcuno inizi a cadere, come è caduto il Venezia ieri. Quindi la strada è tracciata, ma Palermo non può permettersi passi falsi, e al di là del fatto che ieri a Genova è arrivato un punto contro una squadra comunque di carattere come la Sampdoria, dobbiamo anche evidenziare che questo punto non basta. Se il Palermo vuole ottenere la promozione diretta, partite come quelle di Genova vanno vinte. Bene, grazie allora a Marco Gullà per il suo contributo da Palermo. Noi abbiamo da fare ancora un'altra breve sosta e poi ci ritroveremo ancora per parlare di nuovo di Lega Pro, di Serie C, perché andremo prima a Trapani con Franco Cammarasana e poi sentiremo anche il nostro Marco Petrolito che ci racconterà, ahimè, dell'altra sconfitta patita dal Siracusa sul campo del Cosenza. Saranno 2 sconfitte diverse, quella casalinga del Trapani, quella del Siracusa a Cosenza. Tutto questo fra pochissimo, sempre ad Anteprima Corner. Siamo nell'ultimo segmento di Anteprima Corner, allora ci colleghiamo adesso con Franco Cammarasana. Franco. Eccomi qua. Allora, ben trovato ancora ad Anteprima Corner. Allora, Franco, che cosa è successo? Bruttissima questa sconfitta, larghissima la vittoria del Benevento, bruttissima la prestazione. Il risultato, non tanto la prestazione, perché ci sono dei momenti forse che non sono stati così brutti, però forse l'influenza del mercato di riparazione su questa partita si sente e si vede tutta. 16 giocatori nuovi non si possono inventare. Assolutamente sì, ieri sera Aronica, che era però in tribuna in quanto squalificato, in panchina c'era Mirko Spadaro, il suo secondo,
hanno utilizzato 10 giocatori dei 16 che sono arrivati nel mercato di gennaio e come prevedibile il risultato non è stato assolutamente né gradevole sul piano dello spettacolo, ancora meno sul piano tecnico, perché si tratta in massima parte di giocatori che intanto giovani, quasi tutti giovani, e poi gente che non trovava comunque spazio nelle squadre di provenienza. In pratica la partita è durata soltanto 20 minuti, perché dopo 20 minuti già il Benevento era avanti di 2 reti, il primo di Tombinello, che fra l'altro è un trapanese anche se non ha mai giocato nel Trapani, perché è nato calcisticamente in un'altra società, il Città di Trapani, è una piccola società dilettantistica, che però ha allevato, se così possiamo dire, molti giovani calciatori che sono andati poi a giocare non nel Trapani ma in altre società. Poi a peggiorare le cose c'è messa l'espulsione ingenua di Benedetti, che fra l'altro aveva ieri sera la fascia di capitano, per cui sarà sicuramente squalificato per più di una giornata. A quel punto praticamente per il Benevento il secondo tempo è stato semplicemente un allenamento, quasi un tiro a bersaglio, 5 reti, e in questo bisogna dare atto al portiere del Trapani di aver limitato anche i danni. Parlo di Galeotti. Franco, ti interrompo un Dimmi. attimo perché vorrei sentire cosa ha detto Mirko Spataro, l'allenatore in seconda, il vice Spataro, allenatore, sì. a fine partita. Sentiamo la Perfetto. sua analisi, poi magari ci proiettiamo a quello che ci lasciamo alle spalle alla Esatto. partita e pensiamo alla prossima. Vediamo e sentiamo Spataro. Difficile commentare un 5-0 e sicuramente non sono io che voglio poter giustificare questo 5-0, però come ha detto lei nei primi 20 minuti abbiamo tenuto abbastanza bene il campo e poi abbiamo preso 2 gol su palle inattive e poi altri 2. Se poi aggiungiamo anche l'espulsione di Amedeo ci ha complicato sicuramente i piani. Non siamo per nulla preoccupati perché siamo consapevoli del nostro lavoro e siamo consapevoli di avere una buona squadra. Quindi noi non viviamo di preoccupazioni, noi siamo ottimisti sempre, lo siamo stati quando stava crollando tutto e lo continuiamo a esserlo adesso. Allora, ma scusami Franco, Spadaro dice che non è preoccupato, non sono preoccupati, ma dal tuo punto di vista c'è da esserci preoccupati, c'è da essere preoccupati? Sì, perché secondo me sì, perché ripeto, come dicevo, questi giocatori hanno bisogno di tempo adesso per raggiungere una forma fisica accettabile, almeno una parte di loro, e poi essere inseriti nello schema della squadra. Il primo Franco, ti step interrompo, è sabato prossimo, Franco, quando si giocherà contro il Giuliano. Ti interrompo perché a proposito di preoccupazione vorrei fare vedere la classifica mentre tu parli e vediamo la classifica, sì. Perché adesso il Trapani è dentro la zona play-out, se prima era fuori, assolutamente. Va bene che non è distantissimo dal Latina 27, dalla Cavese, dall'Atalanta Under 23, però e sappiamo anche che ci sono 15 punti di penalizzazione, ma come stavi dicendo anche tu, la situazione è completa, è complessa, è complicata, perché bisogna mettere insieme tutti questi giocatori. E veniamo allora alla prossima partita. Certamente. Ci dai qualche cosa, qualche indicazione? Sì, si giocherà sabato a Giuliano. Giuliano, che da quando ha cambiato allenatore adesso è una squadra più aggressiva e soprattutto in grado di competere con un pochino tutte le avversarie. Io oltre alla gara con Giuliano però farei riferimento ai prossimi appuntamenti, a mio avviso molto importanti anche per la società, perché il 16, una scadenza importante, è la data in cui il Trapani deve essere in regola col pagamento degli emolumenti di novembre e dicembre, il versamento delle ritenute IRPEF e i contributi previdenziali. Poi un'altra data importante che forse è stata sottaciuta in questo periodo, quella del 19 di febbraio, in cui si esaminerà l'appello per il ricorso del Trapani sul deferimento del 16 dicembre, quello delle ulteriori 7 penalizzazioni dopo le prime 8 punti di penalizzazione, e poi quella del 9 marzo in cui
verrà esaminato il deferimento del 3 gennaio che potrebbe portare anche all'esclusione della squadra dal campionato se il Trapani non si metterà in regola anche con i debiti arretrati che c'ha con l'Agenzia delle Entrate. Ha fatto ricorso il Trapani per quanto riguarda questa pendenza, però ripeto, anche quello è un appuntamento molto importante, quindi ripeto, difficoltà sul piano tecnico, difficoltà e apprensione per quanto riguarda il futuro anche della società sul piano non extra tecnico, ma sul piano dei rapporti con gli organi federali. Grazie Franco, ci fermiamo qui, grazie, buon lavoro, ci racconterai dell'avvicinamento anche ai prossimi impegni del Trapani sul campo, ma adesso andiamo invece a parlare di Siracusa. Vedo collegato il nostro Marco Petrolito, anche a te do il benvenuto a Anteprima Corner. Marco, purtroppo è arrivata una sconfitta per il Siracusa che adesso insomma, prepara il derby con il Catania. Più che quello che è stato, pensiamo a quello che sarà in casa Siracusa. Marco. Sì, buonasera Angelo. Azzurri che sono tornati a perdere, come in un copione già visto e rivisto. La squadra, come al solito, gioca, controlla, sembra poter sferrare da un momento all'altro il colpo del KO, invece puntualmente viene punita al primo errore. Ancora una volta è uscita sconfitta anche dal San Vito Marulla di Cosenza, subendo la 16ª battuta d'arresto stagionale in 26 partite di campionato. Bilancio molto pesante per la squadra che ha subito il gol di farlo in uscita. Certo, adesso come dicevi non si può fare altro che guardegno ravvicinatissimo del fine settimana prossimo, che qui si guarda con il Catania un po' come la gara da ultima spiaggia, dove gli azzurri dovranno a tutti i costi ottenere i 3 punti per continuare ad avere almeno un lumicino di speranza, per provare a poter riagganciare la zona salvezza che, come abbiamo visto poc'anzi dalla classifica, adesso per gli adesso la rivediamo Marco, la rivediamo la classifica e così magari facciamo una fotografia di quello che succede. Siracusa è a 22 punti assieme al Foggia e a -5 rispetto al Latina, quindi insomma se pensiamo che c'è in bilico la probabile penalizzazione, allora la situazione si fa davvero complessa. Sì, situazione che si fa davvero complessa, ma che almeno fino a ieri non ha scoraggiato, ecco, che l'ambiente attorno alla squadra, si spera, la società punta molto sul calore del pubblico, che molto dovrebbe. La squadra anche nel derby di sabato, tifosi azzurri che nonostante i risultati recenti, la vittoria ricordiamo manca dal 4 gennaio, il 3-1 sulla Salernitana, sono chiamati in massa al Nicola De Simone con grande senso d'appartenenza, ecco, attaccamento alla maglia, elementi che giocheranno un ruolo fondamentale anche nei giocatori, in un momento che per i Leoni è davvero delicatissimo, dato che comunque le prestazioni sono arrivate, l'integrazione dei nuovi sta avvenendo in maniera graduale, ma i risultati purtroppo non hanno rispecchiato quelle che sono state le giocate e comunque le buone cose che hanno fatto vedere in campo i ragazzi durati, che ieri alla fine del match è sembrato molto deluso, è arrabbiato soprattutto per il risultato, visto che comunque il gol è arrivato per una ingenuità, il Cosenza ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo e ancora tornare a casa con un KO. Grazie anche a Marco Petrolito, ovviamente seguiremo con attenzione, lo ricordiamo, la partita del De Simone tra il Siracusa ed il Catania, il derby che la nostra emittente Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro e in esclusiva a partire dalle 16:30. Ci sarà un lungo pre-gara per sentire le voci dei protagonisti, per preparare l'avvicinamento al match, seguiremo l'arrivo delle squadre e poi ovviamente la telecronaca per l'appunto del derby tra Siracusa e Catania. Ci fermiamo a questo punto, è tutto davvero per Anteprima Corner di oggi. Siamo a una giornata particolare, un'anteprima corner turno infrasettimanale, ma vi aspetto fra pochissimo, saremo alle 20:45 insieme a voi invece con Corner. A più tardi.